Su Picchiarello. Grazie a te, Sofì, veramente questo film, stavo dicendo, sono rientrata in sala, l'ho rivisto per l'ennesima volta e comunque rivedendolo ti regala sempre una bellissima emozione. Penso che sia davvero un film intenso, no? Che ci comunica, ci parla, ci tocca un po' a tutte le età e ci fa sorridere, ci commuove e anche ci fa riflettere, no? Veramente pensando a delle frasi che dicono alcuni bambini ci sarebbe da parlarne per un'intera sera, no? Sono frasi alle volte anche filosofiche e quindi insomma veramente sarebbe... Però andiamo con ordine, partiamo dall'inizio. Io avrei una curiosità e vorrei capire come ti è nata l'idea di questo film e soprattutto se all'epoca, perché stiamo parlando del 2015, quando hai iniziato a pensare, no, a questa idea, a questo progetto, avevi in mente di seguirli fino alla quinta e quindi insomma che obiettivo ti eri posta? No, allora buonasera e grazie intanto. No, sì, l'obiettivo era di seguirli per 5 anni, quindi questo era, non sapevamo se ci saremmo riusciti perché avevamo stabilito un po' di regole. E una delle regole era che o erano tutti consenzienti oppure il progetto non si sarebbe portato avanti. E siccome, come avete visto, spesso arrivavano nuovi ragazzini, chiaramente ogni volta ripresentavamo il progetto ai nuovi genitori, sapendo che se avessero detto di no non era pensabile di escludere nessuno, quindi il progetto rischiava insomma o di arenarsi o di dover trovare un'altra soluzione. Quindi, però sì, l'idea di seguirli per 5 anni era già dall'inizio, insomma. E ti chiederei l'idea di diciamo focalizzare questo film su questa pratica, no? Che è il cerchio, il tempo del cerchio. Da cosa ti è nata e conoscevi già questa pratica? Sì. L'hai voluta introdurre per un motivo preciso? No, non l'ho introdotta io, è una pratica, questa maestra la adotta tuttora con la nuova classe e la adottava già nel quinquennio precedente in cui c'era mio figlio. E quindi chiaramente era la mia prima esperienza da genitore e io ho fatto le scuole in Francia dove peraltro la differenza è che in Francia nel ciclo delle elementari la maestra e il gruppo classe cambia ogni anno dalla prima elementare, quindi mi incuriosiva anche molto l'idea di una continuità, di un gruppo che cresce insieme, di una maestra che segue i bambini per 5 anni. E con l'esperienza di mio figlio mi ero resa conto di quanto questa pratica del cerchio, che non adottano tutti, però di quanto fosse poi un'opportunità per i bambini ed ero curiosa di entrare. Poi i motivi per cui ho cominciato questo progetto sono vari e insomma mi sono resa conto dopo che in realtà io in quella scuola anche da genitore avevo trovato un luogo che era un po' diventata la nostra casa, il nostro cortile, la nostra piazza. Poi Francesca Cimma, che è la produttrice, ecco, forse vi ha già raccontato qualcosa, quindi abbiamo condiviso, seppur in classi diverse, così un'esperienza che è stata secondo me per noi che non siamo romane molto forte, molto che ha molto a che fare con l'identità poi, no? Con una ricerca di una familiarità con dei luoghi. Quindi quando mio figlio ha finito la quinta un po' avevo amato l'esperienza con questa maestra, un po' secondo me io non volevo andare via da quel luogo, quindi ci sono entrata io e poi soprattutto mi rendevo conto che all'interno di quelle classi in cui c'è una tale mescolanza, di fatto accadeva qualcosa di un po' magico, no? Che è sempre un po' lontano dai riflettori, dai nostri sguardi, e mi chiedevo come mai noi adulti e più ampiamente la politica, la società,
no, discute di tutti questi temi e sembra un po' in realtà discuterne come se bisognasse occuparsi di qualcosa che accadrà nel futuro, no? Penso a tutta una serie di, non so, la legge dello Ius Soli è una delle questioni che ci ha riguardato in quegli anni e che ci riguarda ancora oggi, ma tanti temi che sono affrontati nel film e che i bambini in realtà sembrano risolvere imparando a stare insieme, non so. Quindi mi sembrava che all'interno di queste classi di fatto ci fosse il nostro presente e che crescesse un'Italia che ci dà già delle risposte, non so come dire. E penso anche che si possa percepire dalla visione di questo film di quanto anche questi ragazzi siano cresciuti in questi 5 anni, no? Beh, sì. Vero? E quindi forse una riflessione che viene da fare così, vedendo questo film, è che senz'altro è un film che ci parla dell'infanzia, ovviamente. Abbiamo bambini che insomma ci parlano di loro, del loro mondo, del loro universo, però come dici tu c'è molto anche del fuori, del mondo adulto, del mondo che c'è al di là delle pareti della classe. Ma mi verrebbe da dire anche proprio una riflessione sulla scuola, sul significato importante che ha la scuola nella crescita di questi ragazzi, che va anche al di là della semplice accumulo delle conoscenze, delle nozioni, ma diventa proprio un'occasione di crescita, di formazione di adulti, di cittadini, no? di individui, di identità. Insomma, io penso che poi anche questo lo trovo sottovalutato in genere, no? Che alla fine la scuola primaria, che non a caso si chiama primaria, di fatto è il primo luogo dove i bambini si staccano dalle famiglie, è il primo luogo in cui imparano a stare con gli altri, in cui cominciano a mettere delle parole su dei concetti di cui come dire, è come se ogni volta dovessero attingere da un proprio vissuto per capire di cosa stiamo parlando, e quindi si forma il pensiero critico, non lo so, quindi ecco, insomma mi interessava e mi incuriosiva molto esserci quando questa trasformazione stava accadendo, no? È bello anche perché tu c'eri, ma c'eri sempre a livello di bambino, no? Cioè sì. La tua presenza, così come anche la presenza dell'insegnante, almeno non si percepisce come la presenza di un adulto, ma l'adulto, in questo caso come anche il tuo sguardo di regista, è sempre abbassato a livello di bambino, e questo aiuta molto. No, questo vabbè è stato una scelta determinante e insomma, voluto, nel senso che un po' non avevo voglia di approcciarmi ai bambini con uno sguardo che partisse dall'alto, perché diciamo che ho cercato di capire quello che non mi interessava per riuscire a capire qual era la soluzione da adottare, no? E non mi interessava la distanza che spesso sento quando si parla di bambini e di infanzia in genere. Avevo voglia di abbattere di entrare veramente in relazione con loro, quindi appunto, siccome quello che volevo era provare a conoscerli e a vedere il mondo con i loro occhi, e dovevo per forza abbassarmi e avere anche una relazione con loro frontale, cioè guardandoci negli occhi, quindi questa insomma mi sono resa conto subito che era fondamentale questo, e poi non volevo gli adulti di mezzo, quindi dovevo anche abbattere me stessa come adulto e un po' regredire, perché cioè, non so, io adesso ogni volta che mi succede una cosa bella dico parlo come Pietro, no? E mi viene no, quindi c'è stato, come dire, comunque abbiamo capito come, ma la maestra non voleva apparire, già lei, però avevo veramente bisogno anche di abbattere, cioè di togliere di mezzo il problema della telecamera, no? Che nel cinema è la grande protagonista, la macchina da presa, perché rispetto al punto da dove guarda la macchina da presa tutto il resto si muove intorno. Invece io dovevo non renderla più protagonista e quindi cercare di eliminare il più possibile una presenza ingombrante, perché poi loro chiaramente erano curiosi, si chiedevano dove sarebbe andato a finire
quello che stavo filmando e quindi ci siamo dovuti dire immaginiamo di fare delle foto di famiglia e poi ce lo chiederemo dopo che cosa faremo e lo decideremo insieme e me lo sono dovuta dire anche a me stessa, cioè dimenticati dell'idea che poi sarà per forza un film, dimenticati di tutto questo e stai dentro all'esperienza e poi vedremo cosa accadrà. E quindi secondo me questo ha permesso una vera relazione, perché a quel punto loro, perché all'inizio ogni tanto andavo in classe e filmavo dei momenti di didattica, però quando li filmavo sentivo un irrigidimento da parte loro, perché era come se io li stessi riprendendo durante una performance, quindi anche questo abbiamo capito subito che non doveva accadere. E il resto è andato abbastanza poi naturalmente, perché loro credo che il fatto di non sentirmi come un insegnante, quindi come qualcuno che li valutava, ma di non avere, poi perché io avevo chiesto di non avere rapporti con i genitori, avevo chiesto ai genitori di non cercarmi, cioè una volta approvato il progetto, la maestra in qualche modo era il nostro trade union, il nostro filtro, e qualora i bambini avessero manifestato un disagio, qualsiasi cosa, i genitori l'avrebbero comunicato alla maestra, che poi me l'avrebbe detto, insomma avremmo poi gestito, perché secondo me era molto importante per me non conoscere le loro storie, le loro vite, non sapere il meno possibile, perché quello che veniva fuori da loro io ci dovevo credere, e per crederci dovevo essere vergine in qualche modo rispetto. Quindi secondo me questi elementi probabilmente hanno favorito la crescita di una relazione e quindi di uno spazio che poi loro hanno preso. Io vorrei invitare di nuovo Francesca. Veramente. E vorrei approfittarne per chiederti una cosa, Francesca, perché noi, insomma, qui a Cinema Zero guardiamo i documentari sempre con un occhio, diciamo, di riguardo, con un affetto. Ovviamente abbiamo oramai da 16 anni un festival qui, che è il Pordenone Docs Fest, che è il festival del documentario. Si svolge adesso, tra l'altro, tra un mese, dal 29 marzo al 2 aprile. Però ti chiedo, produrre e distribuire, quindi scegliere di produrre un documentario in Italia, è difficile? C'è un pubblico? È rischioso o no? Com'è? Sono domande diverse, perché nel senso, secondo me c'è un pubblico assolutamente, soprattutto adesso, perché diciamo che un po' il Covid, che è raccontato così bene nel film, secondo me come quel momento che forse non ci ricordiamo neanche più, ha avvicinato molte persone anche a film e a generi che forse non frequentava, no? E quindi c'è un pubblico. Il problema, oddio, si potrebbe fare questo discorso anche per gli altri film, adesso è un po' come raggiungere questo pubblico, e secondo me c'è molta voglia di vedere storie vere e anche di apprezzare oddio, parlo anch'io come i bambini quando dico sì. Di apprezzare un lavoro di documentazione, di grande impegno, di determinazione, come quello che ha fatto Sophie, perché vedere 5 anni di riprese, non so, e poi penso che uno spettatore capisca anche lo sforzo. Adesso lo dico anche un po' criticando il nostro, no, insomma, a volte si fanno i film anche un po' velocemente, no? Si fanno senza troppo preoccuparsi, diciamo, se è giusto farli, e secondo me il pubblico un po' lo percepisce questo, e credo invece che nel documentario la forza, cioè la necessità di raccontare qualcosa, arrivi al pubblico.
Poi se è facile o no produrli, non è mai facile, perché insomma, non è che ci sono proprio dei percorsi. Sofia è francese, quindi in Francia ovviamente ci sono, non è sempre parlare, però insomma ci sono anche poche occasioni di vederli, documentari, ad esempio, non so, in televisione non è che c'è uno spazio, no, dedicato ai documentari, sono le reti tematiche, però insomma un progetto così noi l'abbiamo abbracciato senza neanche, anche noi non sapevamo dove saremmo andati, ho detto proviamoci, e poi per fortuna ha interessato sia Rai Cinema che Sky Documentary, quindi però dopo insomma quindi a volte bisogna anche lanciarsi, buttarsi e così, in questo caso seguire anche un po' il cuore, ecco. Non voglio essere troppo, però anche, insomma, per me personalmente, anche penso per Sofì, è anche un po', non so, un atto di restituzione rispetto a un posto, ma non questa scuola in generale, direi la scuola in generale, a tutto quello che noi abbiamo ricevuto e poi gli viene restituito sempre molto poco, no? E quindi quando c'è l'occasione credo che sia importante coglierla. Certo. Difatti, Sofì, ti chiedo anche un'altra cosa. Tu hai girato 300 ore più o meno, no? Di girato in 5 anni, quindi non solo una mole enorme di materiale, ma anche di tempo, di vita, no? Investito su questo film. Quindi ti chiedo quanto è stato difficile o quanto accurato, insomma, è stato poi il lavoro di messa del tutto, di riassumere, di fare un riassunto di tutta questa vita in 1 ora e 40 di film. È stato... No, non è stato semplice, Francesca è testimone. Questa era la domanda che mi dovevi fare. Come togliere Sofì dal cerchio? No, è stato difficile, lo riconosco. In realtà oggi sono contenta perché, intanto perché non penso, cerco di non pensare a quello che non c'è nel film e che invece... No, guarda, proprio ieri sera al termine della proiezione a Treviso abbiamo parlato, mi hanno chiesto che cosa è che avresti voluto e mi sono tornata alla mente delle situazioni che non voglio neanche, insomma, che quindi questo per dire è stato difficile perché è chiaro che intanto anche ogni storia è una storia che in qualche modo senti che meriterebbe di essere raccontata, no? Però poi il mio intento e il nostro era veramente di provare a restituire un racconto collettivo, di gruppo, cioè che è l'esperienza che loro hanno vissuto e dentro a questo racconto sono emerse delle piccole storie, piccole grandi storie. Qualche bambino è emerso di più, qualche bambino è anche venuto verso di me di più e qualcun altro no. Quindi è stato importante restituire una specie di verità e trovare un equilibrio anche in quello che sarebbe stato troppo detto, che sarebbe, non so, restituire anche una moltitudine di temi che si sono presentati in età diverse. Forse quello che mi ha guidato di più è stato sapere cosa non volevo fare assolutamente e poi devo dire che ma non lo dico perché c'è Francesca e Elisabetta che si nasconde sempre di Indigo, ma la fortuna oltre al montatore Andrea Campaiola è stato anche di essere accompagnata in questo percorso perché in realtà ogni volta che qualcuno ti dice qualcosa ti obbliga a riflettere il perché, cioè, e quindi approfondire ogni volta una scelta, perché la stiamo facendo, che cosa stiamo dicendo, che cosa è meglio, insomma, come evitare una pornografia anche delle emozioni, come evitare il manifesto, ma invece restituire un'esperienza, non so. Quindi è stato graduale, non è stato facile, è stato lungo. Dire che ci sono state tante versioni.
No, ed è stato anche a volte per tentativi, a volte anche io l'ho girato da sola, quindi anche tecnicamente è un film che che ha avuto delle problematiche tecniche, per cui a volte alcune situazioni si sono autoescluse, questo che si sono autoescluse perché poi non no, quindi insomma è stato un concorso però credo che è fondamentale per me, che comunque avevo queste 300 ore, in qualche modo poi condividerle già è stato qualcosa di non semplice, però essere stata accompagnata con la testa e con il cuore, che poi per me è stato fondamentale. Dico. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesca? Ci sono delle domande. Sì, senz'altro, quello sì. No, non so. Qualcuno ha qualche... Lo sapevo. Una curiosità, i genitori l'hanno visto il film? I genitori certo che l'hanno visto prima di chiudere il montaggio, quindi ancora quando non era definitivo abbiamo fatto una cosa come 30 sedute perché l'hanno visto cioè individualmente, li abbiamo soprattutto nelle situazioni un pochino più fragili. Hanno reagito? Come hanno commentato? Allora erano terrorizzati, erano in lacrime tutti, avevano paura soprattutto nelle situazioni più fragili, diciamo, avevano paura di una troppa esposizione e la questione dell'esposizione comunque abbiamo dovuto in qualche modo parlarne sia con i genitori che con i ragazzini, cioè renderci conto che nel momento in cui poi il film sarebbe stato finito e soprattutto, cioè, torno indietro, in realtà il punto era che bisognava fargli capire che il film andava al di là delle loro storie personali, quindi è chiaro che i genitori di cui parlano sono i loro genitori, i figli sono i loro figli, però in qualche modo sono la voce di tutti i bambini che parlano di tutti gli adulti, no? Quindi questo distacco, questa forma di presa di distanza è stato necessario accompagnarla con delle visioni, con delle conversazioni, con delle confidenze, con degli abbracci, delle lacrime, insomma, con tutto quello che però è anche, devo dire, quando Francesca dice doveva separarsi dal cerchio, per me personalmente quello è stato un processo. Ma considera che però anche adesso i bambini sono in terza media, sì. I bambini già loro non si riconoscono più, cioè nel senso nei momenti insomma che abbiamo condiviso di presentazione del film, ho detto io non penso più, io ero veramente così, perché effettivamente forse noi stessi ci ricordiamo poco di quell'esperienza. Non so, mio figlio quando ha visto il film ha detto io non mi ricordo più di questa cosa, ma soprattutto invidio tantissimo questi bambini perché avranno sempre qualcosa che ricorderà loro cosa hanno vissuto, che poi è quello che dice Nina alla fine, no? Cioè tutto è stato voglio ricordarmi, e questo voglio ricordarmi è un presente che a volte poi però ci scordiamo, e quindi credo che tutti poi abbiano capito, anche i genitori, sì. Che questo poi è il valore, no? Un'esperienza e un documento che rimane, no? Che rappresenta un po' tutti i bambini, però loro hanno anche, cioè io insomma darei chissà cosa per avere un film così su di me. Sì. Ma infatti vogliono continuare, i genitori vogliono continuare. I genitori vogliono continuare per conoscere meglio i loro figli tramite questa esperienza? Sì, vorrebbero il girato, diciamo. A parte che vorrebbero il girato, esatto. Vorrebbero il girato. No, e io gli ho chiesto perché era anche questo era un accordo anche con i bambini, devo dire. Cioè, anche lì è delicato, cioè se i bambini da grandi, non lo so, ci chiederanno forse, però era una cosa tra me e loro, quindi no, i genitori penso che vogliano continuare perché come dice Francesca, perché è un documento, perché penso anche perché di fatto i bambini hanno messo in questo cerchio qualcosa che altrove non esce, no? Non è uscito. Loro quando si sono rivisti mi hanno detto, erano stupefatti
di quanta facilità c'era cioè loro dicono le parole è pazzesco, noi potevamo dire quello che volevamo, potevamo fare qualsiasi cosa, niente aveva un peso. Oggi le parole hanno un peso, le cose che fai lasciano una traccia, quindi hanno perso quella lievità che in realtà che ti fa vivere le cose così, no? Senza preoccuparti delle conseguenze. E questo me lo dicevano a giugno, quindi erano in seconda media ed erano ancora piccoli, voglio dire. Quindi è una consapevolezza amara, direi. Sono qua. Intanto buonasera e grazie. Anch'io sono molto invidiosa, insomma, di questo progetto. Anch'io vorrei che qualcuno avesse filmato da me alle elementari. Volevo solo sapere se c'è, di intuizioni fatte da questi bambini, ce ne sono bizzeffe, io ne ho una preferita, ma vorrei sapere se ce n'è una che in quello che abbiamo visto non c'è, che a lei è rimasta particolarmente impressa. Che non c'è nel film? Sì. Certo, a parte, ripeto, le vicende personali di ognuno di loro, che sono delle storie poi da portarti dietro, no? Però forse nei discorsi collettivi che sono venuti fuori, ecco, forse i due temi che non sono nel film, uno era il tema della paura e l'altro era un discorso più politico, ma che era partito dall'elezione di Trump, quindi perché chiaramente poi l'attualità entrava nel nostro cerchio perché i bambini si chiedevano come mai se ne parla così tanto, perché serve che se ne parli, perché serve un presidente. E quindi avevamo fatto, questo me lo sono ricordato ieri sera, e quindi per far capire perché era necessario e come funzionava l'elezione abbiamo fatto una piccola, l'abbiamo praticata in classe, no? Ed è venuto fuori il discorso della leadership. E questo era interessante perché alcuni di questi bambini, alcuni erano più leader di altri si sentivano, e quindi ci si chiedeva che cos'è che fa di un leader e perché, no, e questo fece venire fuori veramente anche le personalità di ognuno, anche Riccardo che era un leader e che si vergognava ad esserlo, però contemporaneamente non si rendeva conto che usava la sua posizione, quindi insomma era complesso, ma è stato, insomma, fu molto, molto, quello mi è rimasto molto impresso. A me è molto piaciuto anche il rispetto che c'è e che si vive in tutte le scene nei confronti dei bambini, di quello che loro dicono e che loro vivono. L'adulto veramente non appare, anche se ci si rende conto dalla voce che c'è, che pone delle domande. E devo dire che è una cosa che non capita tanto spesso, di vedere dei bambini così liberi di potersi esprimere, di poter dire un loro punto di vista con tale facilità, perché certe volte c'erano delle emozioni, soprattutto quando parlavano di assenza di genitori, situazioni anche familiari un po' complesse. E tutto sommato le dicevano in una maniera che appariva serena, quindi di fondo però loro sentivano che c'erano degli adulti con loro che li sostenevano. Ecco, questo a me è parso uno dei valori di questo film, di questo lavoro. Che è però il valore del cerchio in realtà, no? Sì, ma perché l'adulto lo sa usare. Certo. Lo sa utilizzare lasciando ai bambini lo spazio. Però io penso che sia anche una piccola lezione della potenza anche del cinema, perché poi di fatto all'inizio non sanno cos'è, poi qualcuno lo prende in mano e poi di fatto Nina chiede vieni, e di fatto usano questo mezzo per potersi esprimere. È un grande grido, se vogliamo, di dolore rispetto alla quanto hanno voglia di parlare e di essere ascoltati, e quindi di fatto sono loro che usano la telecamera
cioè non il contrario. Questo secondo me è una cosa che si percepisce molto nel film e nella crescita del film. Sono loro che si impossessano quasi del mezzo no, più volte tu mi hai raccontato che volevi parlare di una cosa, invece loro dicono no, parliamo d'altro. Sì, non era mai, anche se intavolavamo una conversazione, perché poi avevamo fatto una scatola dove ognuno poteva mettere in forma anonima, anche senza firmarlo, un bigliettino con qualcosa di cui avrebbe voluto parlare, e questi bigliettini c'era di tutto sopra, dal Lego che non sono riuscita a costruire a appunto i genitori, le separazioni, insomma. E però ogni volta che estraevamo un bigliettino così, ogni volta comunque il discorso andava, ma anche quando io arrivavo con delle curiosità, con dei desideri così, li portavano altrove. No, c'è un momento, a proposito dell'oggetto telecamera, quindi dell'oggetto film, no? C'è un momento che ha veramente segnato un cambiamento anche per me, che è nel cerchio del quarto anno, alla fine, quando il bambino piange, tira su la maglietta e piange. Quel giorno, allora io era già, quando sono cresciuti, era un po' di tempo che gli chiedevo, siccome ero seduta con loro nel cerchio, gli chiedevo, e avevo la telecamera in mano, di aspettarmi, cioè di aspettare che io li inquadrassi prima di rispondere, no? Nelle conversazioni. Questa cosa loro non riuscivano mai a farla, e mi dicevano che io gli rompevo le scatole con questa storia, e quel giorno io sono arrivata in classe e avevano posizionato le loro sedie in cerchio, perché poi io mi lamentavo con la maestra che loro poi si muovevano, si stendevano, insomma non erano disciplinati, quindi erano più grandi, potevano capire, ma non solo per la telecamera, anche per il cerchio stesso. E quel giorno loro avevano messo le sedie in cerchio, perché così la sedia li obbligava a stare dentro a una posizione, e poi avevano messo la sedia della maestra con le rotelle in mezzo al cerchio. Quindi per la prima volta loro mi davano una posizione di privilegio, cosa che nel cerchio non deve esistere, perché nessuno deve essere... Però siccome la sedia aveva le rotelle, mi hanno detto: così tu ti puoi girare e noi non ci dobbiamo più preoccupare di quello che tu stai inquadrando. Allora è paradossale, perché mi mettono in una posizione di privilegio per eliminare il problema, perché non doveva più, cioè ormai loro lo gestivano quasi, cioè noi entravamo nel cerchio, dicevamo qualcosa quando c'era un conflitto, quando cioè il cerchio di Babbo Natale. Io sono scappata dalla scuola cercando di non farmi vedere dai genitori, perché sono scesi tutti in lacrime, sconvolti, e io temevo che qualcuno mi dicesse qualcosa, quindi, perché ormai avevano imparato la dinamica della discussione, no? Quindi io dovevo solo filmarla di fatto. Dice qualcuno che riusciva a contenermi quando io mi arrabbiavo, no? Ed è uno dei motivi principali, oltre all'espressione di sé, anche la capacità di gestire le dinamiche, le emozioni che uno porta, e anche la prevaricazione. Cioè la bambina che parlava di Babbo Natale dice: sì, però anche tu devi ascoltare gli altri, perché tu non puoi dire una cosa agli altri convincendo. Esatto. Si affrontano le dinamiche di potere proprio, quindi dei bambini così piccoli crescono con delle consapevolezze che neanche noi adulti abbiamo, quindi a tutti, a noi, non so, a molti, a me, anche perché conosco il metodo, sì, effettivamente mi sarebbe piaciuto poter fare un'esperienza del genere a scuola, perché poi sono momenti di formazione importantissimi, ecco, non solo per il singolo, ma nelle dinamiche di aiuto reciproco in tante situazioni. C'è la scena di violenza vera e propria in cui il ragazzino si arrabbia con gli altri e gli altri non lo placano, lo abbracciano. Che è una cosa lo contengono? Lo contengono. Sì, lo contengono. Io volevo chiamare anche Elisabetta qui, perché a proposito del ruolo fondamentale che abbiamo avuto tutti, e poi soprattutto la tua domanda su come si porta un film e un documentario al pubblico, lei si sta occupando...
Lei si sta occupando anche della distribuzione del film e quindi insomma veramente grazie Elisabetta, tutti voi la conoscete però. Questo è un colpo basso, questo è un colpo basso. Solo al volo. La cosa peggiore, la distribuzione. Esatto. Solo se Sì. volevo solo capire, ma cioè questo Circle Time era fatto durante le lezioni? Era una cosa magari fatta al pomeriggio? Cioè... No, allora, l'avevamo chiamato il laboratorio quando c'era la telecamera. Quando c'ero io era sotto forma l'avevamo chiamato laboratorio e lo facevamo, allora quando c'ero io lo facevamo il venerdì in ultima ora, quindi prima, però la maestra lo fa ogni lunedì mattina. Perché dopo il weekend, no? E poi ogni volta che si presentava la necessità di sciogliere, di parlare di un conflitto, di parlare insomma, quando c'era qualcosa che turbava il gruppo classe, lei ferma la didattica e li fa mettere in cerchio. Dal mio punto di vista, essendo in prima media, quindi avendo appena finito le scuole elementari, rivedendo questo film ho capito che per i bambini le elementari sono praticamente tutte uguali, cioè tutti i bambini in tutte le classi ci sono dei bambini che hanno dei certi caratteri che sono più timidi, meno timidi, dei bambini come diceva Nina più piagnoni, altri che si difendono. E poi volevo dire un'altra cosa, che secondo me questi bambini da questo film hanno anche capito che, anche attraverso il cerchio, che non solamente loro hanno dei problemi, ma ognuno ha dei problemi differenti per il quale si può sentire triste, anche se gli altri anche se lui stesso può pensare che solamente lui ha dei problemi e quindi nasconderli e tenerli solamente per sé. Grazie, giusto, hai ragione, hai totalmente ragione. Infatti quando loro parlano delle separazioni o di quando litigano i genitori, nel momento in cui il primo parla di questo aspetto, tutti gli altri si riconoscono in quelle parole e quindi sentono di poter condividere lo stesso dispiacere, no? E quindi sentono, per questo dico, quello è un luogo dove le cose sentivano che le potevano dire, perché c'era qualcuno che le stava ascoltando e che probabilmente le capiva anche, e non era per forza l'adulto, era un compagno, come dici tu. Quindi sì, brava, grazie. Vabbè, riguardo alla distribuzione, rispetto ad altri film, questo non necessariamente, perché delle volte si dice facciamo il film e deve uscire al cinema, non necessariamente doveva uscire al cinema il cerchio, nel senso che, appunto, come raccontava Francesca, ci siamo lanciati in questo progetto dove tutto è iniziato da Sophie, quindi se non c'erano i 5 anni di Sophie nessuno di noi si lanciava in quel progetto, però era talmente potente che era impossibile non farlo. E dopodiché tutto è avvenuto un po' quasi, direi, per caso, ma forse il caso non esiste, e siamo stati ad Alice nella città, al Festival di Roma, e tra l'altro era l'unico film italiano in concorso, ma forse questo Francesca l'ha già detto all'inizio, ok, e lì vuol dire stare in una proiezione, in una sala. Quando ci hanno detto dove era la premiere, insomma, del film, ci ho preso un po' un coccolone, perché all'Auditorium della Regione, dove la prima domanda che fai è quanti posti ci sono? 800. Abbiamo detto ok, 800 posti. Il festival prevede 2 proiezioni, una il mattino, che per loro è ufficiale perché Alice nella città è la sezione indipendente del Festival di Roma, dedicato ai ragazzi, e quindi lì c'erano le giurie e delle classi, quindi quello che noi in gergo chiamiamo un matinè, e quindi c'erano diverse età, dalla quinta elementare alle medie, alle superiori. Tra l'altro io e Francesca eravamo terrorizzate perché quando vedevamo entrare i bambini che avevano questa altezza qui, chiedevamo continuamente agli organizzatori: ma voi siete consapevoli che qui a oggi scopriranno che Babbo Natale non esiste? Perché è successo anche questo, ovviamente. Però alcuni hanno ringraziato Sofia anche per questo, perché gli ha tolto un po' un peso ai genitori, e quindi eventualmente anche questa funzione qui, il cerchio. E poi c'è stata la proiezione
serale, con un pubblico adulto, trasversale, però anche lì altri 800 posti. In queste 2 proiezioni ci siamo accorti e resi conto che era un film che dovevamo portare in sala, perché essendoci Sky Documentaries vuol dire che andrà ovviamente su Sky, andrà su Rai, però era importante per noi far provare, cioè dare la possibilità al film di stare in una sala dove c'è una fruizione collettiva, e quindi da lì abbiamo deciso di fargli fare un percorso e abbiamo messo un po' in croce Sofì, di fatto, perché mi ha detto Sofì, però questo film lo devi accompagnare perché l'incontro col pubblico è un momento importante. Però io ho già detto che non vedevo l'ora. Esatto. È un cerchio. Esatto. Grazie a Cinema Zero anche per averci accolto. Ovviamente Grazie questa a cosa voi. è possibile perché ci sono delle sale che lavorano bene sul territorio e che organizzano queste cose, ci permettono di fare gli incontri con l'autore, e nonostante il momento per il cinema sia difficile, ancora di più questo tipo di esperienze credo che siano importanti. Grazie mille, Grazie mille, grazie Sofì Chiarello, grazie Francesca Cima, grazie Elisabetta e a presto.